Hello? Yes, it's me. Is that you? Si apre già la gara con il testa a testa fra Maria Chiara Girardi e Veronica Lucchese. Girardi Lucchese nell'ordine 3200-3207. Veronica Lucchese classe 97, nuota in quinta corsia, un anno più giovane. Maria Chiara Girardi classe 98 che nuota in corsia 4, è stata in carriera anche primatista italiana dei 50 d'orso. Primato della manifestazione firmato da Margherita Panziera, nuotato nell'edizione dello scorso anno 2, 11 e 17. Una gara estremamente tecnica e tattica, quella dei 200 d'orso. A metà gara ancora la Girardi 1.07.13, 1.07.41, forse Girardi un po' più efficace in fase di virata rispetto a Veronica Lucchese che recupera in fase di nuotata. Sempre loro due affiancate al comando con Anna Carolina Marasciulo che ha virato in terza posizione. Siamo nella terza parte di gara, lo abbiamo detto, palmarès importante per le due atlete, più volte campionesse italiane giovanili del dorso. Entrambe hanno partecipato alla Coppa Komen, gara nazionale con la nazionale giovanile che riguarda appunto i paesi del Mediterraneo, proprio la sigla Komen che sta per Commissione Mediterranea di nuoto. Questo è quanto per queste due ragazze in acqua, con Veronica Lucchese che fa valere ora un po' di esperienza, ha gestito forse al meglio le energie in questa gara, se n'è andata via nelle due vasche finali e va a prenotare la vittoria anche dei 200 d'orso. Già ieri 2 medaglie d'oro per Veronica Lucchese che fa tris d'assi e va a vincere anche i 200 d'orso femminili. 2.18.59 per la Lucchese, la Girardi chiude seconda in 2.19.85, poi la Marasciulo 2.22.85. Rimane lontano il primato del meeting, ma come detto la terza vittoria in questo trofeo, Veronica Lucchese, Nottoli Nuoto.